Mercoledì 21 settembre, mezzogiorno in punto, buona giornata e ben ritrovati in Focus TG. Fino alle 13:30 il nostro spazio di informazione, aggiornamenti e notizie dal Veneto. Auguri, se già non ve li hanno fatti, a tutti coloro che portano il nome di Matteo. Oggi è la giornata che poi conclude anche il periodo estivo, anche se dal punto di vista climatico ormai siamo già entrati chiaramente nell'autunno, sicuramente per quanto riguarda le temperature serali, mattutine e notturne. Una puntata che aprirà ancora inevitabilmente con la cronaca, a partire dalla morte sul lavoro, l'ultima, quella del giovane Giuliano De Seta, poi ancora alcuni incidenti stradali. Parleremo della TAV a Vicenza, un progetto imponente con un cantiere che dovrebbe durare una decina d'anni, che creerà inevitabili disagi ai cittadini. Poi avremo un collegamento con la stazione di Padova per l'ennesimo caso di una rissa appunto alla stazione ferroviaria, ma risse ce ne sono state altrove nel territorio. Poi uno sguardo anche alle Marche alluvionate, la città di Senigallia in particolare, dove è arrivata da un paio di giorni la colonna della Protezione Civile anche dal Veneto, con una 60ina di volontari. È stato aperto un IBAN per sostenere la popolazione e i primi aiuti, poi ve ne daremo conto. La pagina è dedicata alla sanità, parleremo anche ancora di Covid, se ne torna a parlare perché sembra ci sia, ma in autunno, alle soglie dell'autunno appunto, gli ultimi 2 anni ce lo insegnano, potrebbe esserci una ripresa dei casi. Vedremo poi quale sarà la situazione con il bollettino odierno per quanto riguarda il Veneto. E poi altre notizie anche un po' più leggere, diciamo, dal nostro territorio. Quindi tanti motivi per stare con noi da qui alle 13:30. Cominciamo allora con la morte di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia, che ha perso la vita durante uno stage in azienda a Noventa di Piave. I suoi funerali slittano almeno alla prossima settimana. Intanto gli studenti media hanno manifestato in segno di protesta contro i progetti di alternanza scuola-lavoro. Vediamo. Don't clean up this blood. Non pulite questo sangue. A testimonianza di quanto accaduto è la traduzione della scritta da brividi dolorosissima al contempo dello striscione della manifestazione di protesta contro l'alternanza scuola-lavoro con cui gli studenti medi di Venezia questo pomeriggio si sono dati appuntamento a Noventa di Piave dalle 16:30 davanti ai cancelli della BC Service, fabbrica chiusa perché posta sotto sequestro dopo la morte di Giuliano De Seta, il 18enne studente di Ceggia, morto schiacciato da una lastra di ferro in azienda durante lo stage venerdì pomeriggio scorso. Studenti i cui funerali, notizia di oggi, slittano certamente alla prossima settimana. Le indagini in corso, sebbene procedono a ritmi celeri e condotte dal PM della Procura di Venezia, la dottoressa Antonia Sartori, mirano a stabilire con esattezza chi fosse il tutor che affiancava Giuliano al momento della tragedia. E il punto sta tutto qui. Il tutor, in assenza della persona per così dire ufficiale, sembra quel venerdì pomeriggio scorso fosse quello effettivo, cioè la persona nominata tale in quel determinato frangente. Ed ora ci si chiede chi era. E stabilito questo, la domanda successiva è: ne aveva le qualità? Elementi questi e interrogativi aperti e che, una volta accertati, daranno il via libera al dissequestro della salma di Giuliano per riconsegnarla alla famiglia, per disporne l'ultimo straziante saluto. Basta dunque morti in azienda, basta alternanza scuola-lavoro. Gli studenti, come abbiamo visto, hanno manifestato davanti all'azienda di Noventa di Piave, dove ha perso la vita il 18enne Giuliano De Seta. Abbiamo raccolto le loro voci. Noi studenti e studentesse dovremmo essere istruiti, non il posto dove mandarci a morire. Noi non ci stiamo più, il tempo è scaduto e pretendiamo un cambiamento. È il terzo studente che vediamo morire in pochi mesi e pensiamo che sia allucinante che in tutta quest'estate, in tutto questo tempo, la scuola
le istituzioni, il Ministero non si siano ancora posti il problema che in realtà solleviamo da anni, e pensiamo che questo non sia frutto del fatto che non si sa quale sia il problema o quali siano le soluzioni, ma del fatto che si scelga coscientemente di favorire le aziende, di favorire questo sistema di sfruttamento che fa guadagnare sempre le solite poche persone, piuttosto che un sistema che vada a tutelare la sicurezza di tutti e tutte. Quello che proponiamo è un cambio radicale all'interno delle scuole, all'interno dei luoghi di sapere. Non dobbiamo mettere prima la salute, la sicurezza, il benessere degli studenti, che adesso dopo 2 anni di pandemia è molto a rischio sia negli istituti tecnici, appunto, in quanto vanno a fare in delle fabbriche a fare alternanza scuola-lavoro e perdono la vita, sia in tutti gli istituti superiori d'Italia, in quanto gli studenti e studentesse non hanno nessuna cura, non c'è nessuna attenzione per la salute psicologica, per la salute psicofisica degli studenti che sono devastati da un modello di scuola che è insostenibile, da un modello di scuola che vede solo sul profitto. Non si può veramente più accettare che i ragazzini vengano mandati a lavorare gratis nelle fabbriche, al di là di questi incidenti mortali, e che forse invece ci sarebbe molto più bisogno di dare la possibilità a tutti quei lavoratori che magari non hanno avuto la possibilità di studiare, di formarsi, di poter invece continuare a farlo, perché formarsi, studiare serve per essere persone libere e avere una mentalità critica, e quindi anche per vigilare e protestare quando la sicurezza non viene rispettata. Non moriranno mai! Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi! È considerato morte sul lavoro anche un incidente cosiddetto in itinere, cioè mentre ci si sposta o per andare a lavorare o per tornare dal lavoro, oppure proprio durante il lavoro, come è successo al 48enne rider che ha perso la vita sul terraglio domenica. Poi c'è stato un altro uomo travolto lungo la strada Pontebana a Spresiano. In entrambi i casi si procede per omicidio stradale. Nel caso della rider di domenica si aspetta l'esito dell'alcol test sull'automobilista che lo ha travolto. Stupisce perché entrambe le vittime si trovavano in condizioni di presunta sicurezza. Uno stava attraversando sulle strisce, l'altro si era fermato al di fuori della carreggiata, per cui sì, totalmente inconsapevoli del destino che le avrebbe attese. C'è un denominatore comune che lega le 2 ultime tragedie stradali nella Marca: la morte di Roman Emiliano Zapata, il rider 48enne travolto da un'auto sul Terraglio domenica mentre era fermo a bordo strada intento a rispondere al telefono per le consegne, e quella di Antonello Ungalli, il 61enne disabile investito a Spresiano mentre attraversava sulle strisce pedonali, entrambe vittime di comportamenti forse imprudenti, da qui l'apertura di 2 fascicoli per omicidio stradale in procura Treviso. Nel caso del rider, l'automobilista che lo ha travolto, un 53enne di Preganziola, avrebbe riferito ai medici una volta in ospedale di aver bevuto, ma l'esito del test arriverà solo nelle prossime ore. Al momento non c'è alcuna ufficialità. Di certo la Polstrada sta scandagliando le telecamere della zona, anche se il quadro sembra chiaro. A Spresiano stanno procedendo invece i carabinieri. In questo caso l'automobilista, un 78enne bellunese, non ha bevuto. Molto più probabile una disattenzione. Resta il tema della sicurezza stradale in tutte le sue sfaccettature, con un aggravante. Trovare anche una causa oggettivamente è impossibile. Io credo che ci sia, dopo questi 2 anni di pandemia, probabilmente un nervosismo e un'alterazione di ognuno che porta a essere anche distratti e arrabbiati proprio anche nella guida. Per il direttore dell'Automobile Club di Treviso è quasi sempre il fattore umano a fare la differenza, e scatta una raccomandazione su tutte. Conoscere il mezzo, conoscere le proprie possibilità, perché tutti quanti noi abbiamo dei limiti, e naturalmente cercare di rispettare le regole del codice della strada e naturalmente rispettare noi stessi e gli altri. Nello specifico la vicenda di Zapata sta mobilitando anche i sindacati, che parlano di una vera e propria tragedia sul lavoro. Servono tutele per i rider, dicono CISL e CGIL. 5 persone ferite in un tamponamento fra 3 auto e un camion a Campo San Piero.
Era ferma in via Pasubio a Campo San Piero martedì pomeriggio in attesa di svoltare in via Pavese questa Mercedes bianca condotta da una donna residente a Santa Giustina in Colle. Dietro di lei una Clio dove viaggiavano una figlia con la madre anziana e una Turan con una donna al volante. Tutti i veicoli erano fermi nella loro corsia di marcia quando sono stati tamponati da un autocarro Iveco condotto da un cittadino romeno di 21 anni di Piazzola sul Brenta che ha tentato vanamente di frenare. Immediati sono scattati i soccorsi. Tutti gli occupanti delle auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati al vicino ospedale di Campo San Piero. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San Pierese che hanno istituito un senso unico alternato e ripristinato la completa viabilità dopo 2 ore. Dal Padovano al Bellunese, dove ieri pomeriggio il traffico è andato in tilt sulla statale 50 bis in località Marisiga di Belluno a causa del ribaltamento di un auto articolato finito nel fossato poco dopo un distributore di carburante in direzione Sedico. Illeso l'autista del mezzo pesante. Sulla zona i vigili del fuoco con la polizia locale, la strada è stata totalmente chiusa alla circolazione per recuperare il camion. Lunghissime code verso la Gordina e la sinistra Piave con le deviazioni. Un anno fa la morte in A4 di un 36enne di Vigo d'Arzer. È stato fissato per il 1° dicembre prossimo a Brescia il processo contro il camionista che lo aveva tamponato. Da un anno aspetta giustizia la famiglia di Adrian Chitoroaga, 36 anni, la moglie e i 2 figli di 9 e 10 anni. Il camionista di origine moldava, da tempo residente a Vigo d'Arzere, era morto in un incidente terribile il 7 settembre 2021 in A4 all'altezza di Desenzano. Il suo articolato, fermo a causa di un rallentamento, era stato tamponato 2 volte con violenza da un carro attrezzi che era sopraggiunto. Proprio per il conducente di questo mezzo, un 48enne di Desenzano, il PM di Brescia, Elisabetta Carrea, ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 1° dicembre. Ora una pausa pubblicitaria, tra poco ancora cronaca del territorio. State con noi. Mezzogiorno e un quarto in punto, ancora ben trovati in Focus TG. Parliamo adesso di ferrovia e ferrovie, in particolare della TAV, la linea ad alta velocità prevista anche a Vicenza. Esistono già alcuni tratti di questa linea ad alta capacità e velocità. C'è un progetto appunto che riguarda anche la città di Vicenza per tutto il corridoio, diciamo, da est a ovest e viceversa. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, blinda il suo progetto per la TAV nel capoluogo berico, però i cittadini sono preoccupati, in particolare quelli dei quartieri più coinvolti come quello dei ferrovieri. Il progetto definitivo della TAV di RFI resterà sostanzialmente quello già presentato. Il margine di manovra per approfondire eventuali modifiche è ristretto ai minimi termini. La proroga di 4 mesi della convalida chiesta dal sindaco Francesco Rucco per esaminare meglio i punti critici del secondo lotto e coinvolgere i cittadini è stata praticamente respinta. Non ci sarà modo quindi di rivedere il progetto già approvato dal Consiglio Comunale nel 2017. Una doccia fredda, gelata per i cittadini più esposti ai disagi dei cantieri per i prossimi 10 anni, come il quartiere dei ferrovieri, dove queste abitazioni in via Caalte verranno abbattute e qui verrà realizzato l'impianto di betonaggio. La reazione dei residenti oscilla tra lo smarrimento, rassegnazione e voglia di reagire. Uno che pensa a 90 anni. Complimenti. Dunque c'è un problema grande. Ecco, non si sa dove andare e cosa fare. E se qua in Baglio il destino basta. Che cosa sa in questo momento, cosa le hanno detto? Beh, il sindaco mi ha mandato la lettera dell'esproprio, però bisogna firmare, abbiamo ancora da firmare per quello. Preoccupata anche perché abbiamo bisogno di stare calmi e stare nella nostra casa, tutto lì. Che sarà? Non lo so. Certo ci sono persone anche anziane, ammalate,
Si figuri le condizioni in cui lei questi controlli, faccia anche delle fotografie. Questa è una piccola oasi a Vicenza che sparirà per sempre. È la cosa più schifosa che venga mai fatta. Distruggono il nostro quartiere, buttano fuori la gente. Avremo 9 anni a quanto pare di schifezze. La gente muore di fame, però per la TAV i soldi ci sono. Cosa fare? Dal mio punto di vista, allora se io penso a me come singola, l'unica cosa da fare è prendere e andare via in affitto, quindi doversi far carico di un costo aggiuntivo, perché non è pensabile, non è possibile rimanere qua. Ma non so, io la vedo un po' una cosa inutile e non so se è forse il caso di bloccare il lavoro, ci sono cose più importanti sicuramente da fare adesso. Secondo me il problema stradale, la viabilità, ecco, più che altro quello, perché mi sa che c'è il problema che saremo anche un po' tagliati fuori. Poi anche le valutazioni che faranno, però verranno della carta, io non so che farmene. E queste preoccupazioni dei cittadini le abbiamo raccolte al nostro microfono e portate al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Ecco cosa ci ha risposto. TAV, la rivoluzione che fa paura. Interi quartieri di Vicenza saranno totalmente trasformati. Ci saranno luci, ma anche ombre. Ci saranno espropri, verranno costruiti ponti, stazioni. Ci saranno strade da ripensare. Si tratta di un progetto che ricalca sostanzialmente al 98%. Questo è stato detto dai tecnici, il progetto preliminare del 2017. Un progetto preliminare che il centro-sinistra ha portato avanti e ha voluto, ricordo con Variati dalla Pozza in primis, quindi con il Partito Democratico, e oggi ci troviamo a non poter intervenire più di tanto. Abbiamo monitorato in questi mesi, soprattutto nell'ultimo anno, nello sviluppo del progetto definitivo, che le prescrizioni del Consiglio Comunale fossero rispettate. Non erano le mie prescrizioni, non era il mio progetto, ma per senso di responsabilità lo abbiamo portato avanti, perché comunque la TAV rimane un'opera strategica, deve ferire il territorio il meno possibile. I lavori dureranno 10 anni. Il sindaco assicura che è pronto a far valere le ragioni di Vicenza con RFI, perché vengono contenute le ferite alla città. Ci sono degli aspetti, soprattutto nell'organizzazione dei lavori, che ci preoccupano, i cantieri in città. Il cantiere di Via dei Scaligeri, ad esempio, 2 anni, un ponte che va giù e che viene ricostruito appunto nell'arco di 2 anni, senza la possibilità di un'alternanza sulle corsie di marcia, quello che fanno tra l'altro in tantissimi ponti d'Italia. Su questo c'è stata una chiusura e su questo credo che dovremo approfondire nei prossimi giorni appunto con loro la possibilità invece di andare in deroga alla previsione. Il ponte di Via degli Scaligeri, ma non solo. I nodi da sciogliere riguardano anche l'impatto della nuova viabilità sui quartieri, a cominciare dalla zona Ferrovieri, e poi c'è il prolungamento di Via Martiri delle Foibe. Quel prolungamento di Via Martiri delle Foibe tiene delle abitazioni in vita quando dovrebbero essere abbattute, ed è quello che chiedono gli stessi cittadini, cioè non lasciarmi all'interno ad esempio di una rotatoria, capite che sarebbe una cosa assurda. Quindi stiamo lavorando per cercare di raccogliere le indicazioni anche da parte dei cittadini, in particolare che sono coinvolti direttamente. Di passaggi a livello a Vicenza abbiamo parlato in altre occasioni, mi riferisco in particolare alla zona, il quartiere Anconetta ad est della città, interessato appunto dalla presenza di un passaggio a livello che però crea lunghissime code e disagi. Un disagio simile da tanto tempo lo stanno vivendo anche nel Trevigiano residenti di Montebelluna, in particolare di via Cal Trevisana, esasperati perché dicono siamo prigionieri del passaggio a livello. Un trattore che sfiora, una mamma con i bambini, le file interminabili al passaggio a livello, l'asfalto dissestato. Sono esasperati i residenti di via Caltrevisana alle porte di Montebelluna. Con il rientro dalle ferie e la ripresa del servizio ferroviario, la situazione sembra sfuggita di mano e qualche sera fa è diventata esplosiva. Giovedì sera il passaggio a livello che è in fondo alla via Caltrevisana si è chiuso per far passare il treno ed è stato chiuso la bellezza di 25 minuti. Qui, che è senso unico, io dovevo uscire perché dovevo andare dal medico e mi sono trovato con tutto il senso unico pieno di macchine. Ho chiamato i vigili
e ho chiamato anche voi di Antenna 3. In prossimità di un passaggio a livello poco a sud, Fabio Garofalo ha voluto chiamare direttamente le ferrovie. Era un altro passaggio a livello sempre della stessa linea e ho provato, perché non sapevo più chi chiamare, ho chiamato il numero di emergenza che c'è in tutti i passaggi a livelli, comunque non ha risposto nessuno per 5 minuti. Lo stato di caos, come raccontano anche le immagini, ormai è quotidiano. Il comitato civico chiede misure straordinarie quando si supera il limite, soprattutto nelle ore di punta. In qualche modo chi di dovere delle ferrovie si mette in contatto con una polizia locale, con una protezione civile, in modo da poter far smistare il traffico. Al di là del passaggio a livello in via Caltrevisana restano diversi problemi. I residenti lamentano l'assenza di un marciapiede e di illuminazione pubblica. Il problema principale di via Caltrevisana è il flusso di veicoli pesanti che quotidianamente, giorno e notte, si riversa su di essa. Via Caltrevisana ad oggi è l'unico punto d'accesso ed uscita della zona industriale. È un'ex stradina agricola, è stretta, il manto stradale non è progettato per sobbarcarsi il flusso di veicoli pesanti. La prima richiesta è che venga chiuso una volta per tutte questo senso unico, perché siamo un po' stanchini. La seconda richiesta è che venga fatta un'entrata e un'uscita decente della zona industriale. È una cosa invivibile, non ce la facciamo più andare avanti in questa maniera. Io sono intrappolato in casa. Passiamo alla cronaca. 6 persone sono state denunciate per ricettazione dopo essere state fermate con un furgone carico di merce rubata. 6 persone denunciate per ricettazione. I carabinieri di Montecchio Maggiore le hanno fermate durante un posto di controllo mentre viaggiavano dentro un furgone lungo via Piave. Il loro atteggiamento nervoso ha subito insospettito i militari che hanno fatto scattare la perquisizione del veicolo. Rinvenuta merce di marca rubata in parte lo scorso 17 settembre nella provincia di Pavia, apparati elettronici, abbigliamento, occhiali da sole e persino un monopattino elettrico. Aperte le indagini per capire dove sia stato trafugato tutto il materiale e quale fosse la sua destinazione. Intanto l'intero carico è stato posto sotto sequestro. Altra cronaca tra poco dal territorio veneto dopo la pausa pubblicitaria. State con noi. Ancora insieme in Focus TG su Rete Veneta. Prima di tornare alla cronaca, un aggiornamento, diciamo così, climatico. Vi mostriamo un'immagine recentissima del fiume Po, perché stanno arrivando altre piogge, ma in alcune regioni, non in Veneto, la situazione rimane critica. Pensate che a fine luglio la portata era di 100 metri cubi al secondo. Adesso a Ponte Lago Scuro siamo intorno a 525 metri cubi al secondo, ma ancora siamo sotto il livello. Il Cuneo salino, le acque salmastre che a fine luglio erano arrivate a 40 km dalla costa, oggi sono arretrate a circa 17-19 km. C'è una deroga per l'irrigazione fino a fine ottobre per le colture di pregio permanenti solo per l'Emilia Romagna. Ancora cronaca dunque, un locale senza autorizzazione è stato chiuso in Viale Margherita a Vicenza, proprietario multato per 5.000 euro. Locale chiuso e sanzione da 5.000 euro è il risultato di una serie di controlli eseguiti dalla Polizia Amministrativa e dai pubblici esercizi su un bar di Viale Margherita a Vicenza, gestito nell'ultimo anno da 2 diversi titolari, entrambi senza requisiti. Il primo aveva aperto nel 2021 presentando una pratica incompleta, la seconda titolare ha presentato una nuova pratica ancora una volta incompleta. Ciononostante, senza produrre le necessarie integrazioni, la donna avrebbe aperto. Per questo, oltre al divieto di proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è stata multata per 5.000 euro. Una rissa a colpi di macete si è verificata ieri pomeriggio a Padova all'interno del centro Ingrosso Cina. Lite a colpi di macete all'interno del centro Ingrosso Cina di Corso Stati Uniti a Padova. Protagonisti 2 cittadini cinesi, uno di questi rimasto seriamente ferito al braccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione fatta dai poliziotti intervenuti sul posto, un 43enne cinese ieri pomeriggio è arrivato in auto al centro Ingrosso ed è sceso con intenti bellicosi armato di un grosso macete. Poi è andato da un connazionale e ha cominciato a litigare furiosamente. La vittima, un 40enne cinese, ha
schivato più colpi, ma alla fine è rimasto ferito profondamente al braccio sinistro. L'aggressore è poi scappato a bordo dell'auto prima dell'arrivo della polizia e dei soccorsi. Le informazioni fornite dai testimoni oculari dell'accaduto sono state fondamentali per i poliziotti della squadra mobile, che hanno identificato e rintracciato l'aggressore. È un 43enne già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. È stato portato in questura e arrestato per lesioni aggravate. Il ferito invece è stato ricoverato in ospedale. Di risse in stazione a Padova parleremo tra poco con il collegamento in diretta con Valentina Visentin. Ci spostiamo invece a Chioggia a proposito di baby gang e atti vandalici. Quel che serve non sono risposte autoritarie, ha detto il sindaco, ma personale qualificato che deve essere incrementato. Il numero dei reati commessi a Chioggia è inferiore alla media regionale, ma occorre fare attenzione alle situazioni di disagio giovanile e familiare causate dai problemi socio-economici e dall'uso di sostanze stupefacenti. La comandante della compagnia dei carabinieri di Chioggia, Martina Perazzolo, ha riassunto così la situazione sicurezza in città. Non ha fornito dati statistici, ma ha assicurato, come avevano fatto in passato anche i suoi predecessori, che Chioggia è una città sicura. C'è poi il problema delle baby gang, che compiono non solo vandalismi, ma vere e proprie aggressioni nei confronti di coetanei. Tutti, compreso il sindaco Armelao, concordano nel dire che le situazioni critiche sono note e vanno seguite e monitorate. Da evitare assolutamente che le persone che stanno vivendo un disagio si sentano abbandonate al loro destino. La risposta di tipo autoritario sembra al momento non percorribile e comunque non ha dato particolari risultati. Il coinvolgimento delle famiglie e della scuola andrebbe stimolato, ha detto il sindaco Armelao, e l'intervento di personale qualificato andrebbe incrementato. Appena uscito dal carcere è stato nuovamente arrestato dalla polizia. In casa aveva droga, ma non solo quella. Scarcerato da poche ore, era stato sorpreso mentre tentava di svaligiare un bar in Contramutton Pusterla, in centro storico a Vicenza, e subito arrestato dalla polizia. L'autorità giudiziaria aveva ordinato la sua immediata liberazione, applicando nei suoi confronti l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, ma non era finita lì. Per acquisire nei confronti del pregiudicato di origine cubana ulteriori elementi probatori riguardo ad altri furti avvenuti in città, il pubblico ministero aveva delegato alla squadra mobile di eseguire un decreto di perquisizione a casa dell'indagato, ed è in quell'occasione che gli investigatori hanno trovato molta refurtiva riconducibile ad altri colpi avvenuti a Vicenza nelle settimane scorse. In particolare sono stati trovati 500 gratta e vinci, verosimilmente bottini del furto avvenuto la notte del 7 settembre nella tabaccheria della Centralissima Contrapporti, oltre a una finta pistola semiautomatica priva di tappo rosso e del tutto simile a un'arma vera, e a droga, nello specifico marijuana, per un totale di 220 grammi. Per questo l'uomo, appena uscito dal carcere, è stato subito riarrestato dalla polizia in flagranza di reato e quindi portato al San Pio X. In considerazione della gravità e della frequenza dei reati commessi e dei suoi precedenti, il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto l'avvio della proposta al Tribunale distrettuale di Venezia di applicazione della sorveglianza speciale prevista dal codice delle leggi antimafia. Diamo conto adesso di un gravissimo incidente sul lavoro che è accaduto lunedì pomeriggio in un'azienda di Mussolente che produce grandi serbatoi di metallo per carburanti. È ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza un operaio di 55 anni originario della Guinea Bissau. L'uomo è ricoverato appunto in prognosi riservata. Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea dei lavoratori dell'azienda all'interno della quale, ci viene fatto sapere, sarà proclamato uno sciopero di 8 ore per la giornata di domani. Una ricompensa o una taglia, se preferite, a chi fornirà informazioni utili a rintracciare il cacciatore che domenica mattina ha impallinato un ciclista nella pedemontana trevigiana. L'iniziativa è dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.
Correva in sella alla sua bicicletta il ciclista che domenica mattina è stato impallinato da un cacciatore nel primo giorno di apertura della stagione della caccia. Colpito alla fronte, al ciclista, un 48enne residente a Fietta, a Pieve del Grappa, non è stato offerto nessun tipo di soccorso da parte dell'uomo che ha sparato il colpo. Dopo un primo momento di stordimento, il cicloamatore è riuscito a chiamare i soccorsi e non si trova ora in pericolo di vita. Per trovare l'aggressore, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA, ha disposto una taglia di 500 euro a chi riuscirà a fornire elementi utili a rintracciare e riconoscere il cacciatore. L'associazione, nella nota diffusa, pone l'attenzione su come sia mancato un chiaro appello alla responsabilità da parte di chi ha sferrato il colpo, il quale non è intervenuto a prestare soccorso al ferito. L'accaduto ha riacceso infatti le polemiche sull'attività contestata della caccia e per questo viene riaperta la discussione sulla modifica del piano faunistico venatorio, affinché ogni cacciatore possa sempre essere riconosciuto attraverso appositi sistemi identificativi, come per esempio delle pettorine segnate con codici alfanumerici. Torniamo a Padova, abbiamo detto poco fa di questa rissa a colpi di macete al centro Ingrosso Cina. C'è stata un'altra lite violenta invece in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. 2 giovani ospiti hanno ferito un volontario della cooperativa. Una lite violenta tra 2 richiedenti asilo ospiti in una struttura di accoglienza di Tribano è degenerata nell'aggressione fisica a uno dei volontari della cooperativa che li ospita e che era intervenuto nel tentativo di calmare gli animi. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. I carabinieri sono arrivati e hanno identificato i 2 richiedenti asilo, 2 ragazzi siriani di 28 e 20 anni. Per futili motivi i 2 avevano cominciato a litigare. Il volontario intervenuto per dividerli è stato malmenato, tanto che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Monselice. Ora i 2 stranieri dovranno rispondere di lesioni personali. Da Padova a Mestre, nella zona della stazione ferroviaria, esattamente tra via Dante e via Cappuccina, luoghi di degrado, spaccio e criminalità, dove però stanno per arrivare delle nuove telecamere. Questa mattina alle 8:15, in presenza della polizia locale e Veritas, è arrivata per togliere l'erba e far cominciare la pulizia di quest'area. Quest'area è un'area privata di cui sono 2 settimane che noi abbiamo contattato, ci siamo fatti dare le autorizzazioni e quindi i costi della pulizia verranno comunque fatturati alla società, la quale ci ha demandato a poter procedere alla rimessa in sicurezza e dell'ordine anche dell'area. Area a pochi passi dalla stazione di Mestre, dal sottopasso di via Dante e da via Cappuccina, dove solitamente sostano spacciatori, tossicodipendenti, è divenuta luogo di sporcizia e degrado. Da tempo i residenti della zona chiedono di intervenire, così come in altre aree critiche della città. Quest'area copre tra via Cappuccina, via Dante e il sottopasso. Stanno lavorando i tecnici di Venis per l'installazione delle telecamere che erano state promesse. Sono una decina di telecamere che stanno installando sul sottopasso. È una zona che noi stiamo controllando in maniera particolare, vista la criticità della vicinanza della stazione. Giornalmente abbiamo i cani antidroga che vanno a perlustrare qui su via Cappuccina. La polizia locale è sul territorio, noi cerchiamo in tutti i modi di dare delle risposte ai residenti della zona e ai commercianti anche. A pattugliare il territorio gli agenti della polizia locale. Passano giorno e notte, i turni della polizia locale sono 4 turni, quindi 24 ore su 24 e in particolare nelle ultime 2 settimane, soprattutto lato via Cappuccina su segnalazioni, abbiamo giornalmente delle pattuglie che passano a orari diversi proprio per non dare una cadenza, una periodicità, in modo di fare dei controlli e almeno allontanare i malintenzionati dalla zona. I residenti però continuano a ribadire la necessità di presidi fissi nelle zone più calde che possano fungere da deterrente per le attività criminali. Torniamo nel Vicentino, rubato un'auto da un garage ed è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Valli del Pasubio. Denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Valli del Pasubio a conclusione di un'attività investigativa. Si tratta di uno straniero di 38 anni, irregolare, denunciato per un furto consumato nelle pertinenze di abitazioni.
Tutto risale alla notte del 10 settembre, quando venivano consumati un tentativo di furto di un motociclo parcheggiato in un garage di un'abitazione di Torre Belvicino e successivamente il furto di un'autovettura parcheggiata sempre all'interno di un garage di un'altra abitazione. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di individuare l'autore dei reati e di ritrovare l'autovettura che era stata rubata, restituendola ai legittimi proprietari. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza. Adesso un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora notizie del territorio e il collegamento con la stazione di Padova per gli aggiornamenti sulle risse. A tra poco. E dunque, come annunciato, stiamo per collegarci con Padova per gli aggiornamenti sulle risse, ma vediamo prima un servizio che ci introduce il tema. Ci sarebbe un fermo per la rissa avvenuta lunedì sera in Corso del Popolo a Padova. Un cittadino marocchino che in qualche modo avrebbe preso parte all'aggressione davanti al kebab. La vittima, un 37enne marocchino residente a Conegliano, è stato operato per le ferite profonde riportate al volto. L'uomo era appena uscito dalla stazione e voleva mangiare all'interno del kebab, ma prima di entrare nel locale, non si sa per quale motivo, è stato cerchiato da un gruppo pare di tunisini con cui ha iniziato a litigare. Il litigio è degenerato nella violenza e il 37enne è stato colpito al volto con un coccio di bottiglia ed è finito tramortito a terra. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione attraverso le testimonianze di residenti e passanti e le immagini delle telecamere della zona. Quel che è certo è che l'episodio di Corso del Popolo purtroppo non è isolato. Molti cittadini che abitano o lavorano in quella zona che denunciano la presenza di balordi e violenti, un problema che dura da molto tempo. Nelle ultime settimane in città si è tornati a parlare di risse tra stranieri, prima con l'episodio in pieno centro in Piazza Duomo con i video diffusi da un barista che immortalano una lite tra ubriachi che ha spaventato i clienti dei plateatici, poi con l'aggressione al titolare di un ristorante per asporto bengalese di Via Avanzo, colpito da due connazionali con delle mazze da baseball per farsi dare cibo e alcol. E allora diamo voce a questi cittadini, ai residenti della zona della stazione a Padova. Ci colleghiamo proprio con Valentina Visentini che ha insieme a lei una delle residenti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Mirko, siamo tornati a parlare di cronaca, ma questa volta parliamo con i cittadini, perché al di là delle denunce che giustamente i cittadini fanno di episodi di microcriminalità, ci sono anche le proposte. Qui con me c'è Maria Chiara, storica residente della zona stazione, che ha fatto parte negli anni della del comitato residenti della stazione. Secondo lei, Maria Chiara, cosa c'è bisogno per dare più sicurezza a questo quartiere? Perché paradossalmente mi diceva questo è uno dei quartieri più controllati della città. C'è spesso la polizia, c'è spesso i carabinieri, la Guardia di Finanza, abbiamo anche la Polfer, ma il problema, quello che è mancato secondo me e su cui bisognerebbe un po' puntare di più, è il discorso di prevenzione, prevenire questi fatti. C'è questo progetto di Boeri bellissimo, però non vorrei che fosse calato troppo dall'alto, no? Perché si tratta di creare una passerella col verde, un bosco qui vicino, insomma, quindi è un progetto importante, ma bisogna fare sinergia poi con i servizi sociali. Abbiamo 5-6 associazioni, sì, scusate, sono un po' stanca perché ho avuto delle incontri ieri sera, 5-6 associazioni che intervengono. Ecco, bisogna coordinarle, no? Che si occupano anche di questi problemi, no? Perché abbiamo molti stranieri nella zona, con molti negozi, eccetera. Non vorrei che si creasse anche una specie di bandiera, che si creasse un ghetto, ecco. E quindi il comune su questo secondo me può intervenire, come è intervenuto facendo chiudere la sala giochi anche su nostra pressione, no? La sala giochi, e poi adesso c'è il pollo free. L'importante è fare comunità in questa zona, rendere partecipi anche i cittadini. L'importante è lavorare sulla prevenzione, una parolina che viene spesso dimenticata, no? Noi dobbiamo lavorare molto
molto sulla prevenzione e ci sono delle situazioni a rischio su cui noi dobbiamo puntare, no? Ecco, io credo che abbiamo chiesto tante volte anche al Comune l'intervento degli operatori di strada, qualcosa era stato fatto da un'associazione che però la Ceccarelli adesso non c'è più, ma si può riprendere, insomma, per esempio, no? È importante per lo spaccio, no? Avere gli operatori di strada possono fare un lavoro di grande prevenzione, ecco, questo è importante, no? Prevenire i problemi, bisogna che ci mettiamo in questa ottica, ma con una sinergia con l'urbanistica, con la viabilità, con il discorso dei marciapiedi che sono rotti, no? Ecco. Perché questa è una delle stazioni, mi diceva, dove c'è il maggior passaggio tra le 10 stazioni che hanno il maggior flusso in Italia, ed è una delle stazioni più antiche perché è stata la seconda stazione dopo Napoli Portici, no? Da Ferdinando II, chiamata la Ferdinandea, era Padova Marghera, quindi è una stazione importante. C'è un discorso anche culturale, abbiamo tutto il Liberty, no? Lungo la stazione. Quindi bisogna fare sinergia con tutte queste cose, la cultura, la viabilità, l'urbanistica e il sociale, ok? Quindi interventi sinergici. Capisco che non è facile, però questa secondo me è la sfida del futuro, no? Perché siamo una società complessa e questi avvenimenti sono multifattoriali, dipendono da tanti fattori, no? Non solo da un fattore di tipo non so, dovuto alla carenza di polizia, eccetera, no? Cioè, noi dobbiamo intervenire sul sociale, dobbiamo intervenire sull'urbanistica, dobbiamo intervenire su vari fattori, anche mettendo a posto i marciapiedi, per esempio. C'è tutto il lato della stazione che è pieno di buche, per esempio, no? I marciapiedi, va rifatto il marciapiede sinistro, insomma, ecco, per esempio, no? Come diceva Giuliani, no? Anche il vetro rotto dà il senso di degrado, anche il marciapiede rotto dà il senso di degrado, quindi lavoriamo sul degrado, lavoriamo sui servizi sociali, come dicevo tra poco ci saranno molte persone senza casa che dormiranno qui sotto i portici, no? Quindi ci vogliono l'intervento delle associazioni, ma queste devono essere anche coordinate o da un'associazione o dal comune. Ecco, questo secondo me è un po' mancato, quello che avevamo chiesto anche negli anni scorsi. Allora Mirko, ringraziamo la signora Maria Chiara, perché insomma è anche bello sentire le voci dei cittadini che non solo denunciano ma fanno tante proposte come quelle numerose che ci ha appena raccontato Maria Chiara. Dalla stazione è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea allo studio. Benissimo, grazie Valentina, grazie alla signora Maria Chiara anche per queste proposte per la città di Padova. Restiamo in qualche modo alla cronaca, torniamo a Vicenza. Un 35enne è stato denunciato per aver devastato una sala slot machine a colpi di martello. Valdagno. Si scaglia contro le slot machine di una sala giochi prendendole a martellate, fracassandone 13 e viene denunciato per danneggiamento aggravato. Tutto è successo il 18 settembre quando l'uomo, 35enne originario dell'Est Europa, dopo essere entrato all'interno della sala senza motivo apparente, si è scagliato con un martello contro le macchine da gioco, dandosi poi alla fuga nelle vie della città e abbandonando il martello ormai distrutto. Allertati dalla centrale operativa, i militari della radiomobile unitamente a quelli della locale stazione sono giunti sul posto per effettuare gli accertamenti, raccogliere elementi investigativi per individuare l'autore del reato e avviare le ricerche condotte nei territori vicini che hanno permesso di rintracciare l'uomo nell'arco di qualche ora. Vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto dai militari dell'Arma che lo hanno trovato in forte stato di agitazione, tanto che sono stati costretti ad intimargli più volte di fermarsi e seguirli. Una volta calmato è stato condotto presso il comando compagnia per l'espletamento degli atti dovuti e dovrà rispondere di danneggiamento aggravato davanti alla competente autorità giudiziaria berica. Torniamo nella città del Santo. Un blitz dei carabinieri del NAS ha portato alla chiusura di un panificio a causa delle pessime condizioni igieniche dei locali. Sporcizie, animali infestanti, condizioni sanitarie pessime all'interno di un panificio del centro di Padova. Il blitz dei carabinieri del NAS ha scoperto una situazione che ha portato alla chiusura dell'attività commerciale. I carabinieri hanno infatti chiesto l'intervento dell'autorità sanitaria che ha confermato il grave stato igienico-sanitario dei locali del panificio. La titolare è stata costretta ad abbassare le serrande e dovrà pagare una multa di 3.000 euro. Potrà riaprire solo quando saranno sanate le gravi condizioni igieniche.
Cambiamo argomento, torniamo in qualche modo a Venezia, dove sapete che il Comune ha deciso di introdurre un ticket d'accesso in vigore dal prossimo gennaio. C'è un dibattito che prenderà anche la forma di una manifestazione per dare voce a chi è contrario a questa tassa d'accesso obbligatoria nella città storica. L'iniziativa dei comitati e associazioni cittadine. Contributo d'accesso. Una stupidaggine, una vera stupidaggine. Non è così che si risolve il problema di Venezia, ci sono altri modi molto più semplici. Sul principio sono assolutamente d'accordo e anzi lo eleverei come importo. Questo è il doppio volto dei veneziani, si professano rispettivamente favorevoli e contrari al pagamento della tassa d'accesso per Venezia, obbligatoria, come noto, da metà gennaio 2023. E domani la voce dei comitati del no all'imposizione, tra l'altro anche del QR code forzato, si è dato appuntamento per la grande mobilitazione pubblica prevista dalle 18 a Venezia in pescheria a Rialto. Dibattito aperto a chiunque voglia prendervi parte e appoggiato anche dai gruppi consigliari di opposizione, con in testa Terra e Acqua. Riassumendo, per chi è parente o ospite dei residenti a Venezia ci sarà una schedatura di massa con un QR code obbligatorio e se non viene scaricato dovranno pagare pure i parenti di chi vive a Venezia. Per chi vive a Mestre Marghera invece obbligo di esibire qui a Piazzale Roma o alla ferrovia un documento che attesti la qualità di residente nel comune di Venezia, ma si arrivano con i parenti, a quei parenti non c'è scampo, dovranno pagare anche se sono parenti stretti di veneziani nativi che si sono trasferiti a Mestre Marghera. Questo lo riteniamo inaccettabile, è veramente il mondo alla rovescia. Sulla questione residenti a Venezia centro storico si dividono letteralmente nei due esatti opposti. Credo che questa amministrazione stia seguendo una strada, abbia intrapreso un percorso assolutamente condivisibile a tutela dell'onore e del decoro di questa meravigliosa città. Questa è proprio incapacità totale di capire i problemi che ha questa città. Sappiamo che questa giunta non ha fatto niente per Venezia e continua a non farlo, anzi vorrei dire che è contro i veneziani. Regolamento inaccettabile perché incostituzionale in più punti, dicono le opposizioni in seno al Consiglio Comunale. È la questione centrale, proprio perché è ancora modificabile. Noi intendiamo, così come altri gruppi consigliari di opposizione, proporre modifiche prima che sia troppo tardi, perché il testo deve essere approvato dal Consiglio Comunale. E non dalla Giunta, è corretto? La Giunta propone, il Consiglio dispone. Non c'è accordo dunque a Venezia, nemmeno tra veneziani, non c'è accordo nemmeno nei dintorni di Padova a proposito del piano antismog che la provincia dovrebbe far partire dal 3 ottobre, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ci sono infatti anche sindaci contrari tra i 19 primi cittadini della cintura urbana di Padova. Secondo loro bisogna trovare soluzioni diverse. Sui provvedimenti anti-smog che la provincia di Padova sta per varare, che vanno dalle domeniche ecologiche alla limitazione del riscaldamento e che dovrebbero scattare il 3 ottobre, tra i 19 sindaci della cintura urbana ci sono anche quelli contrari, in particolare Cadoneghe e Noventa Padovana, provvedimenti che vengono considerati inutili. Pensare che la provincia entri in casa della gente a dire che deve tenere il riscaldamento abbassato a 18 gradi, io trovo una cosa vergognosa, soprattutto un'ingerenza non consona. Altro esempio fatto dal sindaco di Noventa è quello relativo al pellet utilizzato per il riscaldamento da un numero sempre crescente di cittadini. Ora i prezzi sono triplicati e il mercato è in difficoltà. La norma prevede che si possa utilizzare solo pellet certificato. Vietare poi, io vado nello specifico, l'utilizzo del pellet o della legna è ancora più stupido, cioè è un provvedimento stupido perché la gente sta comprando il pellet per risparmiare e sta utilizzando la legna per risparmiare. Secondo Bano, ma anche secondo Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, l'attenzione della provincia dovrebbe rivolgersi verso altri settori per combattere smog e inquinamento. Penso che la provincia si debba occupare di cose più importanti. Istituti scolastici, strade, non certo andare a spiare sul buco della serratura per vedere cosa fanno i cittadini. E poi soprattutto non sono assolutamente controllabili, cioè tu fai un'ordinanza, fai un provvedimento e dopo chi è che va a controllare? Vengono i vigili, scusi, a che grado ha il termostato? È una follia.
I provvedimenti che non avranno il suo voto. No, assolutamente. La critica di Bano alla provincia, anche se la richiesta di intervento, lo ricordiamo, proviene dall'Europa e dalla Regione, è rivolta anche ai messaggi che vengono inviati ai cittadini. Il problema lo risolve in maniera seria, non con gli spot, qua stiamo facendo spot. Questo è il sindaco di Noventa Padovana che ha riaccolto nelle scorse ore Alex Zanardi, che da tempo è residente appunto nella località alle porte di Padova. Alex Zanardi, campione paralimpico, conduttore televisivo, insomma tantissime cose, campione dello sport. Dopo oltre 2 mesi di ricovero a Vicenza, appunto, Zanardi è potuto tornare a casa sua. Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza e ha fatto ritorno a casa a Noventa Padovana. Il 19 giugno del 2020 era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike contro un camion sulle colline senesi. Dopo 76 giorni di ricovero all'ospedale Berico, il ritorno a casa del campione. Il ricovero era avvenuto il 3 agosto scorso, subito dopo l'incendio alla sua villa di via De Gasperi, dato che era concreto il rischio che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita. Il rogo era stato provocato da un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico. Altra buona notizia, il ritrovamento in centro città a Padova della ragazza di 27 anni di Cittadella che era scomparsa mentre era con la famiglia in un noto centro commerciale alle porte della città. È stata ritrovata questa mattina Mariam Zawak, la ragazza di 27 anni scomparsa domenica pomeriggio mentre si trovava nel negozio Ikea di Padova. La giovane di origine marocchina residente a Cittadella era lì con la mamma e la sorella. Ad un certo punto le due donne l'hanno persa di vista e Mariam è scomparsa nel nulla. La 27enne è stata ritrovata in centro storico a Padova, vicino ai giardini dell'Arena. Nei minuti seguenti la scomparsa era stata allertata la vigilanza del punto vendita della catena svedese ed erano stati perlustrati l'interno e l'esterno della struttura. I carabinieri e i vigili del fuoco avevano attuato il piano ricerche coordinato dalla prefettura e all'orario di chiusura erano intervenuti anche i cani molecolari specializzati nel ritrovamento delle persone scomparse. I pompieri avevano addirittura perlustrato anche il laghetto vicino all'area commerciale. La ragazza sta bene, è stata subito portata in caserma dai carabinieri per ricostruire le ore della sua scomparsa. Dalle prime informazioni si sarebbe allontanata volontariamente dopo un diverbio familiare e avrebbe trascorso la notte all'addiaccio nei pressi dell'ospedale. È tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ripartiamo dall'alluvione nelle Marche, in particolare a Senigallia, vi daremo l'IBAN se vorrete contribuire alla ricostruzione. A tra poco. L'ultima parte di oggi di Focus TG su Rete Veneta, ancora ben trovati. Dunque parliamo dell'alluvione, della fortissima ondata di maltempo di giovedì scorso, tra giovedì e venerdì nelle Marche, in particolare il focus sulla città di Senigallia. Sono arrivati una 60ina di volontari della Protezione Civile del Veneto. Il comune marchigiano ha anche attivato un conto corrente per la prima raccolta fondi. La martoriata Senigallia e il resto delle Marche colpite dal maltempo del 15 settembre provano a rialzarsi, ma non è facile. La situazione è ancora complicata, come conferma l'assessore Elena Campagnolo, rosatese di origine e oggi nel comune anconetano. In questo momento mi trovo dove stiamo accatastando i rifiuti e non le dico che cosa sto vedendo perché è una cosa inimmaginabile. Chiunque anche dal Veneto può contribuire alla raccolta fondi sul conto corrente che il comune di Senigallia ha appena attivato. Noi abbiamo pensato di aprire quest'IBAN perché ci troviamo in una difficoltà ancora incredibile. Per fortuna sono arrivate varie colonne da tutta Italia, anche dal Veneto, quindi ringrazio anche gli assessori regionali che hanno ascoltato il nostro appello e nulla, se anche i cittadini vogliono contribuire a darci una mano in qualche modo, noi abbiamo mezza città da ricostruire, quindi ogni aiuto in questo momento è indispensabile per poter andare avanti. È proprio su questo invio, li abbiamo visti anche nelle immagini, i volontari della Protezione Civile del Veneto, 60 partiti da tutte le 7 province. Sentiamo l'assessore regionale alla Protezione Civile.
Sono parecchie decine i volontari della Protezione Civile del Veneto che sono operativi nelle Marche a seguito dell'alluvione. In modo particolare abbiamo una sessantina di volontari che sono a Senigallia con 39 mezzi, di cui 13 sono autocarri e 10 macchine operatrici. Sono partite 7 squadre, una per ogni provincia del Veneto, che ovviamente stanno lavorando insieme. Inoltre da alcuni giorni sono operativi anche volontari della Protezione Civile dell'ANA, in parte partiti dalla provincia di Belluno, in parte dalla provincia di Verona e da altri territori del Veneto, che stanno operando in questo caso invece nell'entroterra delle Marche. E quindi la squadra del Veneto sta dando tutto il supporto che c'è, naturalmente è stato richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, li ringraziamo, e devo dire che fin da quando c'è stato l'evento noi come Veneto abbiamo dato la disponibilità al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio di intervenire, e poi ci sono state delle attivazioni successive, e da ultimo nella giornata di ieri sono partite appunto queste ultime squadre provenienti da tutto il Veneto. E tra questi anche alcuni volontari della provincia di Vicenza. Vediamo. C'è anche una pattuglia vicentina di volontari della Protezione Civile in partenza oggi per le Marche colpite dall'alluvione. Sono 4 uomini del gruppo comunale che si sono uniti questa mattina alla colonna mobile regionale allestita per prestare aiuto alla popolazione. Obiettivo Senigallia, dove porteranno attrezzature per la rimozione dei detriti e idrovore per l'aspirazione dell'acqua. Un modo per l'amministrazione comunale berica di esprimere solidarietà e vicinanza alla comunità marchigiana colpita dal disastro ambientale in modo concreto e competente nelle zone alluvionate. A Senigallia dunque c'è da ricostruire mezza città, come ha detto, abbiamo sentito prima al telefono l'assessore Campagnolo. Dalle nostre parti invece si interviene su alcune reti idriche, come succede a Belluno. È partita infatti la fase 2 dei lavori di distrettualizzazione della rete idrica a servizio del centro cittadino. 4 i cantieri attivati da BIM GSP, 2 in Piazza Duomo, 2 in Via Cipro, per dotare le condotte di nuove valvole di linea. I lavori dureranno tutta la settimana e rendono necessaria la sospensione dell'acqua nella giornata di oggi a partire dalle 14. I disagi in centro storico in via Borgo Piave potrebbero protrarsi per tutta la notte fino alle prime ore di domattina. Per tutta la durata dell'intervento in Piazza Duomo sarà disponibile un'autobotte per prelievi in autonomia di acqua potabile. Parliamo ora della sanità, in particolare a Bassano del Grappa, all'ULSS 7 Pedemontana. Ieri è arrivata in visita l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ma il direttore generale Bramezza, nonostante l'invito, non si è fatto vivo. In questa ULSS sono state raccolte molte firme da parte dei cittadini. 3.000 firme, quando in un posto come questo 3.000 cittadini sentono la necessità di fare un documento, di raccogliere le firme per difendere la sanità pubblica, vuol dire che qualcosa non va. Vuol dire che la popolazione si sente minacciata, non si sente che sta venendo meno un pezzo di quello che ritiene essere un suo bene prezioso. Il bene prezioso è il San Bassiano, è la sanità della Pedemontana, e i cittadini su questo tema hanno già detto la loro, con migliaia di firme che sono state consegnate al DG dell'ULSS 7 Carlo Bramezza e alla politica regionale. A ribadire ancora una volta che qualcosa non va nella sanità pedemontana è l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che traccia anche una rotta con le priorità. Dobbiamo costruire un nuovo modello organizzativo che dia un'assistenza pubblica e uguale per tutti ai nostri cittadini e tenerci ben stretti i nostri ospedali e il personale che ci lavora dentro. Medici, infermieri, operatori, tecnici stanno letteralmente facendo i salti mortali per tenere alta la qualità del servizio sanitario, e sono infatti molti cittadini che contestano all'ULSS 7 la disorganizzazione e la gestione delle strutture, non certo il lavoro del personale. Con queste premesse, quali sono le urgenze?
La mancanza di personale, che è la prima cosa, sia medico che infermieristico, e soprattutto la capacità di rafforzare la rete territoriale, perché se qui non mancano i medici del territorio fuori dall'ospedale, le persone finiscono qui, saltano le liste d'attesa, quindi c'è rischi di non essere intercettato nel momento del massimo bisogno. Guarda, noi abbiamo un'epidemia di malati di cancro, perché le persone durante il Covid negli ultimi 2 anni hanno saltato tutti gli screening e oggi arrivano in ospedale malati come non abbiamo mai visti negli ultimi 15-20 anni. Quindi dobbiamo recuperare alla diagnostica, non possiamo abbandonare queste persone al privato senza avere neanche le risorse, dobbiamo invece rafforzare la programmazione per accogliere, misurare e visitare le persone in liste d'attesa ed erogare le prestazioni. Qualcuno sperava in un'apparizione da parte della direzione dell'UIL-7. Ecco che cosa avevano detto gli organizzatori della visita. Io spero che domani alle 11:30 il direttore generale venga fuori e faccia 2 chiacchiere con la ministra, chissà che possa avere qualche suggerimento utile per il nostro ospedale. Niente da fare, il DG Bramezza non si è fatto vivo nonostante l'invito. Si sono invece fermati molti cittadini e utenti del San Bassiano, parecchi dei quali hanno segnalato ancora una volta lunghissimi tempi d'attesa e altre magagne. Insomma, chi dovrebbe parlare tace e chi invece non ha voce se non tramite la raccolta di firme e i servizi di Rete Veneta vuol dire la sua per chiedere una sanità bassanese diversa. Parliamo anche di Covid perché sono arrivati all'ULSS 6 Eugania i nuovi vaccini bivalenti Moderna. Sono 100 fiale con cui si realizzeranno 500 dosi portati al momento nella farmacia dell'ospedale di Schiavonia. Hanno la stessa composizione e il medesimo utilizzo di Pfizer, saranno pertanto offerti a chi sceglie di sottoporsi alla vaccinazione con le medesime modalità. A proposito di Covid, questa mattina Matteo Bassetti, direttore dell'Unità Operativa Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, intervenendo ad Asiago nel corso della Summer School 2022 di Motore Sanità, ha detto che nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, gli oncologici o gli affetti da malattie autoimmuni, è probabile che la protezione offerta dai vaccini Covid-19 duri poco. Per queste persone, secondo Bassetti, è probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi. Anche chi ha fatto dunque la 4ª dose a gennaio-febbraio scorso probabilmente potrebbe aver bisogno di un booster con il vaccino aggiornato oggi. E a proposito di aggiornamenti, vediamo il bollettino di stamattina di Azienda Zero per quanto riguarda i contagi e la diffusione del Covid in Veneto. 3.087 i casi registrati nelle ultime 24 ore, poco meno di 35.000 gli attualmente positivi, 34.833. Scende ancora il numero dei ricoverati, o comunque resta sostanzialmente stabile, 502 in area medica, 23 in terapia intensiva, 0 è sempre un bel numero da vedere nella casella dei decessi, quindi 0 vittime nelle ultime 24 ore. Soddisfatti, voltiamo pagina, i sindacati che hanno finalmente raggiunto l'accordo con il Comune di Venezia sugli asili nido comunali, una battaglia che andava avanti da tempo. Dopo tanti anni finalmente possiamo dire che il Comune di Venezia ha capito le richieste del personale, ha capito le richieste delle educatrici e riconosce che il servizio pubblico è un servizio di indubbia qualità. I sindacati sono soddisfatti per il raggiungimento dell'accordo sugli asili nido comunali su cui lavoravano da tempo, rivendicandone la valorizzazione e la difesa della scuola pubblica e scongiurando in tutti i modi l'esternalizzazione del servizio. Il Comune riconosce la centralità della scuola pubblica, riconosce il valore di questi servizi, riconosce che questi servizi sono di qualità, efficienti e possono garantire e rispondere ai bisogni delle famiglie ben meglio anche di servizi privati, quello che noi abbiamo sempre sostenuto in questi anni. Per questo abbiamo fatto questo accordo che blocca le esternalizzazioni, valorizza la formazione del personale, mette al centro percorsi che miglioreranno dal nostro punto di vista anche la qualità dei servizi. E continuiamo a pensare che servano maggiori investimenti, servano assunzioni, potenziamenti del personale ausiliario, serva rafforzare la comunità educativa per tenerla al fianco delle famiglie e offrire veramente dei servizi sempre più qualitativi ai bambini nella nostra comunità.
A pagina dell'economia e del lavoro, a Padova e provincia servono migliaia di lavoratori specializzati, lo dice la CNA, non solo nel turismo ma in particolare in metalmeccanica ed elettromeccanica. Operai specializzati cercasi. Tra il padovano e il rodigino ne mancano oltre 1000 nei settori della metalmeccanica e dell'elettromeccanica. La carenza di personale non c'è, solo quindi nella ristorazione, nell'alberghiero e nell'edilizia, dove sono altri 1000 gli addetti mancanti, o i 300 autisti di mezzi di trasporto. Noi come imprese siamo pieni di lavoro, ma manca proprio quella qualità, quella ricerca del personale qualificato che chiede oggi il nostro mercato. L'artigiano di una volta non è più quello di una volta e quello di oggi richiede sempre figure più professionali. Si aggiungono altri 600-700 collaboratori nel comparto della meccatronica e meccatronica intendo impianti idraulici, impianti elettrici, pompe di calore, energie rinnovabili, dove poi con l'aiuto dei superbonus 110 e quant'altro ha avuto una spinta molto importante. Dal 2010 la CNA porta i ragazzi delle superiori a conoscere le aziende artigiane. Forse anche per questo motivo in quest'anno scolastico c'è stata una crescita di iscrizioni a istituti tecnici e professionali. Oltre 20.800 alunni sono iscritti quest'anno, in questo anno scolastico 22-23, a percorsi tecnici e professionali, una sorta di boom, di crescita. Lei, da esperto del settore, come se la spiega? La spiego perché i ragazzi hanno una grande capacità sull'ambito, anche sui computer, sui software, che hanno una grande manualità. Infatti, come diceva il mio presidente, oggi come oggi il lavoro è visto molto tecnologico. Nel caso degli studenti più piccoli, quelli delle medie, sono gli artigiani ad andare a raccontare cosa fanno, e i ragazzi spesso commentano così. Ed è molto bello perché dicono che non è stata una gita, ma è stato un momento veramente importante, perché hanno scoperto una cosa molto bella, il mondo del lavoro. Parliamo adesso di inflazione. Verona, Padova e Venezia sono tra le 15 città più care d'Italia, considerando i capoluoghi di provincia con più di 150.000 abitanti. I dati sono dell'Istat, la rilevazione è quella del mese di agosto. Il trend è in crescita e prosegue già dall'anno scorso. Da agosto 21 ad agosto 22 la classifica indica più 9,7% nei prezzi a Verona, Padova più 9,1%, Venezia più 8,6%. Tra i capoluoghi più piccoli, a Vicenza più 9%, Treviso più 8,8%. Le spese energetiche sono schizzate a più 76,1% a Treviso, più 75,2% in Laguna. Per la ristorazione più 6,2% a Treviso, più 5,2% a Venezia. Per i prodotti alimentari più 11% a Treviso, più 10,5% a Venezia. Un futuro senza prospettiva per colpa degli aumenti dei costi dell'energia è quello che vive una giovanissima pasticcera padovana che ci ha raccontato la difficoltà di portare avanti la sua attività fondata dal nonno 62 anni fa. Chiediamo di avere degli aiuti a livello economico per quanto riguarda almeno il cambio di energia da parte del nostro governo, cioè qualcuno ci deve aiutare, con questi costi qua non riusciamo ad andare avanti, quindi se ci vengono dati degli aiuti forse qualcosa riusciamo a fare, altrimenti va a finire che tante attività chiuderanno. Rischia anche la sua? Può essere. Il futuro lavorativo, imprenditoriale, creativo di una giovane artigiana della ristorazione come Sofia Forin, 26 anni, pasticcera di terza generazione a Camin, è sempre più incerto. Sofia non vuole nemmeno pensare a cosa potrebbe succedere qualora dovesse chiudere un'attività fondata da suo nonno Armando nel 1960, proseguita dal papà Mauro e ora in mano anche a lei. Un disastro, direi, perché non è che dopo uno chiude e tutto va bene, cioè si perde, noi perdiamo un lavoro, i nostri dipendenti perdono un lavoro, i nostri fornitori perdono un cliente, quindi è tutta una catena questa cosa, non è che siamo solo noi, il problema è molto più grande di così. Le bollette dell'energia hanno impedito ai Forin di fare nuove assunzioni, perfino di apprendisti. Non sappiamo cosa ci aspetta domani, non sappiamo quali saranno i costi domani, non sappiamo quanto ci può costare produrre un panettone in vista del Natale. La prospettiva anche mia o per un ragazzo giovane che vuole, magari pensa di continuare o ad aprire un'attività, non ci mette in una posizione di insicurezza.
Per combattere la crisi energetica c'è una sfida che parte dal Vicentino ed è quella del settore conciario. La parola chiave è innovazione per produrre con minore impatto sull'ambiente utilizzando tecnologie meno energivore. Crisi energetica che attanaglia non solo le famiglie ma tutta l'industria. Focus a Vicenza del settore conciario che parte da questa sfida: produrre con minore impatto sull'ambiente utilizzando tecnologie meno energivore per aiutare il settore a restare competitivo. Grandi tematiche che già conoscevamo, tipo quelle della sostenibilità, ma molti lavori per il futuro che guarderanno anche all'uso delle energie rinnovabili e all'uso di prodotti di origine vegetale sostitutivi al petrolio. Solo la provincia di Vicenza, con il distretto della Pelle tra Arzignano e Chiampo, incide su più del 13% del fatturato mondiale del settore conciario e proprio qui, nel fulcro economico e produttivo, si è svolto il terzo Eurocongresso per il progresso della scienza e della tecnologia sostenibile nella lavorazione conciaria, che si è chiuso oggi nel quartiere fieristico. Siamo rimasti sorpresi, abbiamo avuto 520 registrazioni da 21 nazioni, pur essendo un Eurocongress abbiamo nazioni extraeuropee. Si guarda al futuro del settore conciario che in Italia rappresenta l'1,5% del PIL nazionale, forza propulsiva che lancia una sfida. Innovazione, lungimiranza, formazione e comunicazione sono le parole chiave. Uno, sostenere la formazione. L'altro scopo di questa associazione è promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche. Io credo che il settore in questo momento abbia bisogno di un salto culturale per passare da una produzione venuta dall'artigianalità, che è importante sicuramente, ma che a questo punto deve fare un salto come industria. Un modo per risparmiare sono anche i bonus, in questo caso quelli che il governo ha messo a disposizione per quanto riguarda i trasporti e gli abbonamenti ai servizi pubblici. Nel Vicentino c'è stato un boom di richieste arrivato in questi giorni all'azienda SVT. Vediamo. Il bonus trasporti previsto dal Ministero per ottenere una riduzione dei costi degli abbonamenti sta mettendo sotto pressione gli uffici di SVT. Dall'inizio del mese sono arrivate quasi 10.000 richieste di convalida per ottenere lo sconto, che è massimo se la scelta ricade su un abbonamento annuale. Un vero e proprio boom di domande che ha costretto SVT a costi aggiuntivi per sostenere uno sforzo organizzativo straordinario, visto il picco in concomitanza dell'inizio delle scuole. Le risposte vengono normalmente ancora evase nel giro delle 24 ore. Sport in festa a Rosà, 400 bambini, tutte le associazioni sportive del comune e tanto divertimento. Vediamo. Sport in festa e così è stato. La giornata conclusiva della rassegna settimanale organizzata dal Comune di Rosà sullo sport e sull'attività fisica è stata appunto un successo, anzi una grande festa. Oltre 400 bambini hanno riempito Parco delle Rose insieme alle associazioni sportive rosatesi per un pomeriggio di divertimento che ha raccontato tutta la voglia di ripartire, tutto il desiderio di andare avanti. Noi ci auguriamo che questa domenica e questo successo siano d'auspicio per questo nuovo anno, con nuove iniziative per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie. Quindi una ripartenza importante per Rosà in questa giornata di sole e in questa settimana ricca di eventi, la festa dello sport sul serio, nel senso l'obiettivo raggiunto. Sport di ogni tipo per tutti i gusti e tutte le età, e oltre a questo anche stand informativi e la partecipazione di Irigem, l'ente di formazione professionale che ha schierato in campo la sua squadra di trucca bimbi e acconciatrici per rendere tutto ancora più spettacolare. Vedere anche i genitori stessi che si esaltano a vedere questo entusiasmo da parte dei bambini. Penso che sia una delle cose migliori dopo la pandemia, vedere questo successo, vedere questa folla di bambini che hanno partecipato oggi qui al Parco delle Rose alla festa dello sport. Un evento che si inserisce in una visione ampia di Rosà, città dello sport, proprio come sta già avvenendo per il progetto Bicipolitana. Un percorso che mette in rete tutti i comuni del comprensorio, Bassano, Cartigliano, Tezze, e che naturalmente è come il punto di riferimento per quanto riguarda la messa in rete delle piste ciclabili e la congiunzione dell'intero territorio.
Parliamo di ambiente e animali. Sono stati presentati a Belluno gli esiti dell'ultima campagna di monitoraggio delle colonie di stambecchi presenti appunto nel territorio bellunese. Un esemplare di fauna selvatica falcidiato dalla rogna sarcoptica che può risultare letale. La colonia più numerosa di stambecchi si trova in Marmolada, 287 esemplari nel massiccio con una netta prevalenza monitorata nel versante bellunese, nonostante negli anni la specie sia stata fortemente selezionata dall'infezione di rogna sarcoptica. È il dato emerso dal monitoraggio eseguito da un team multi-istituzionale coordinato dalla Regione del Veneto che ha messo in campo il personale della Polizia Provinciale, delle riserve alpine di caccia e del Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo. La colonia è in leggera ripresa e siamo fiduciosi che la colonia abbia nel tempo acquisito una certa resistenza, diciamo anche genetica, a questa malattia e che quindi negli anni possa ritornare a quei numeri che avevamo prima dell'epidemia. Quella della Marmolada è una delle 5 colonie censite a livello provinciale con l'area dell'Antelao, del Cridola, delle Pale di San Martino e della Croda Rossa. Per la prima volta la provincia di Belluno si è incaricata di fare questo lavoro di raccordo con diverse amministrazioni, quindi parchi e province confinanti, per il monitoraggio dello stambecco, che è appunto un obbligo comunitario ma che è anche un interesse dei territori di conservare questa importante specie che è presente nel territorio provinciale. L'attività di censimento proseguirà in futuro anche con l'utilizzo di moderne tecnologie. Vorremmo cercare di monitorare queste specie anche nei periodi invernali, ma con un occhio di attenzione alla sicurezza degli operatori. Quello che è importante per noi, se vogliamo conservare queste specie, è mantenere gli habitat idonei. Questo ce lo dice l'Europa con la direttiva che è entrata in vigore nel 93 e che noi dovremo, secondo me, osservare con molta attenzione. I padovani e non solo, anche magari chi transita solo per la città, si sarà accorto in Prato della Valle della presenza di una gigantesca ruota panoramica. L'attrazione è stata installata per volontà di una ditta che si occupa di bevande e sta girando tutta l'Italia. Per ogni città la scelta ricade sul luogo più suggestivo. Prima di Padova la ruota era stata a Bari e Palermo. La ruota panoramica aprirà domani e resterà attiva fino a sabato. Andiamo a Treviso. Lo scorso weekend a Villa Margherita c'è stata un'esposizione speciale che ha raccontato la cultura contadina di una terra apparentemente lontana da noi ma legata dagli stessi valori. Questi oggetti sono gli oggetti della miseria, gli oggetti di un mondo che sembra sia finito, il mondo contadino, ma accomuna tutti i popoli della terra perché tutti siamo figli di contadini. Il Cilento chiama, Treviso risponde. Cosa unisce l'area della Campania alla Marca trevigiana? Una cultura contadina che troppo spesso si dimentica e che ha narrato nei secoli i sacrifici di intere generazioni. Lo scorso weekend a Villa Margherita una manifestazione culturale che ha portato in città una mostra ricca di oggetti e storie di un passato che ci riguarda tutti. Un'esposizione ospitata all'interno di Villa Margherita Inclusiva, il progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Treviso, la nostra zona, è speciale in questo campo perché? È perché ha una storia di agricoltura molto più importante di quella del Cilento, per cui mettere a confronto due modi di lavorare la terra significa scoprire due modi di vivere, ma sempre nella sofferenza e nella fatica. Questo è il principio interessante di questa mostra. Vogliamo scoprire ciò che ci accomuna per eliminare ciò che ci differenzia. Questo aratro, questo qui, era in uso prima dell'invenzione dell'aratro a vomere che è stato inventato intorno all'anno 1000, quindi questo qui veniva usato prima di quell'epoca. Il vomere, l'aratro vomere ha cambiato la storia d'Europa e questo che l'abbiamo ristrutturato per dare il simbolo del nostro lavoro. Il lavoro nei campi, la vita quotidiana, dai giochi per i bimbi alla musica come passatempo per addolcire momenti spesso difficili, la vita a tavola, un universo di testimonianze concrete, perché la cultura contadina è patrimonio di tutti. Si raccontano le storie di chi fa le guerre, di chi vince le battaglie, ma non si racconta la storia di chi ha combattuto battaglie per sopravvivere. Questa villa, grazie a Mirella, sta diventando sempre più simbolo di inclusione sociale, inclusione culturale, inclusione geografica anche in questo caso, perché ospitiamo la tradizione di un'altra regione
Però credo che sia anche il bello, no? E dimostra anche quello che è il DNA dei trevigiani, che sono un popolo aperto a tutte quelle che sono delle esperienze diverse dalla nostra. E allora con questo tuffo e sguardo al passato chiudiamo l'appuntamento di oggi con Focus TG. Torniamo domani puntuali alle 12. L'informazione su Rete Veneta come di consueto oggi alle 18.50 con il TG Bassano e alle 19.15 con TG Vicenza. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.